Euroregione.news. Un secolo a canestro, storia del Friuli Venezia Giulia. Presentato in Confindustria a Udine il libro che racconta un secolo di Friuli Venezia Giulia visto dai cestisti Flavio Pressacco, Roberto Collini, Roberto Ponticiello e Marino Firmani. Un secolo a canestro, un autentico trattato di storia che descrive la società dell'epoca 1946-1976 da un punto di vista economico, politico, culturale, dove la pallacanestro è stata protagonista influendo sulla società in modo significativo e importante. Sono 3 volumi, il primo volume lo presentiamo oggi in Confindustria. È un primo volume che può essere raccontato in 3 momenti caratteristici di questi primi 30 anni. La Trieste della pallacanestro, la Trieste che si congiungeva con Milano, la Trieste che subiva l'influenza anche delle stelle a strisce degli Stati Uniti d'America, che ha determinato quindi i successi di Trieste nella pallacanestro. Addirittura aveva 4 squadre nella prima serie, quando la prima categoria aveva 14 squadre su tutto il territorio nazionale. Secondo ciclo di questi 30 anni è caratterizzato dall'esportazione degli atleti talentuosi friulani che venivano acquistati dalle grandi squadre di Milano, Varese, Pesaro, Cantù, e attraverso questi giocatori friulani vincevano le coppe intercontinentali e gli scudetti. La terza fase invece è Udine che alla fine degli anni 60 sale nella prima categoria in Serie A e da lì costruisce un grande vivaio di giovani che hanno avuto successo, colmando con lo scudetto della categoria juniores nel 1976. Abbiamo scelto Confindustria come luogo simbolo per poter annunciare, per poter presentare questo nuovo libro. Un luogo simbolo perché l'industria ha incontrato la pallacanestro proprio negli anni 60 e ha sostenuto lo sviluppo economico e cestistico del nostro territorio. Per quanto riguarda Gorizia, il ricordo più bello è quello della realizzazione della palestra nel 1956. L'allora presidente dell'Unione Ginnastica Goriziana riuscì a convincere la Camera di Commercio a imporre in pratica un balzello di 1 lira per ogni litro di benzina di zona franca che veniva venduta in provincia di Gorizia, e con questo, parte di questo ricavato, si è costruita anche la palestra. Questo era una gestione di un'epoca fa. Nel libro c'è riportata questa storia, e poi c'è una bellissima anche battuta di una grande campionessa, la Nidia Pausic, triestina, verace, che alla domanda qual è la sconfitta più bruciante che voi avete subito ha risposto: noi non avevamo mai perso. Alla contestazione poi da parte nostra, ma ci sono qua i dati oggettivi, è stata un'altra battuta: delle sconfitte non mi ricordo. Io sono stato contento soprattutto perché Flavio Pressacco, col quale ci conosciamo da una vita, dai tempi in cui giocavamo contro livello juniores, quindi parliamo di decine e ci fermiamo qua di anni. Mi ha chiesto se potevo collaborare a questa cosa che ancora non sapevo cosa fosse. Pian piano poi abbiamo capito di che cosa, dove volevamo parare. Per me si è trattato soprattutto di fare un discorso relativo a Pordenone, visto che io sono pordenonese, ho giocato a basket a Pordenone, ho scritto per Pordenone, e quindi di fare un quadro della situazione di Pordenone in questo periodo. Naturalmente ho dato una mano anche a qualcos'altro, perché la cosa bella di questo libro, al di là dei contenuti, è il fatto che noi ci siamo trovati in sintonia con Flavio Pressacco naturalmente, con Marino, con Roberto Collini, non ci conoscevamo con gli altri 2, ma c'è stata sintonia perfetta, qualche scambio di idee per arrivare poi a questo prodotto, quindi un lavoro bello. Pordenone in quel periodo, che noi prendiamo in considerazione in questo momento,
era un po' più bassa rispetto a Trieste e Gorizia, però ha dato il suo apporto ed è ancora il basket a Pordenone, ancora, sia pure in categorie più basse, è ancora molto sentite, c'è molta gente che va a vedere le partite. Lo spirito, semmai, è quello di proporre una lente di ingrandimento per le varie vicende economico-sociali, anche geopolitiche della nostra regione, nel periodo, in questo caso e in questo volume, dall'immediato dopoguerra fino al terremoto, fino al 1976, tramite una chiave di lettura, tramite la pallacanestro, però non appunto un almanacco, una raccolta di risultati, di classifiche, bensì appunto il desiderio di spiegare, almeno in parte, lo sviluppo e l'evoluzione appunto economico, sociale e geopolitica della nostra regione, sottolineo della nostra regione tutta, attraverso la lente di ingrandimento delle vicende di questo sport meraviglioso che è il basket. Per Euroregione News, da Udine, Marco Mascioli. Euroregione.news